Allora, buonasera a tutti, buonasera a chi si è collegato. Siamo a dicembre, come promesso parleremo di libri. Questa è grazie intanto ai qui presenti fratelli Trevisan. Sapete che noi parliamo e ringraziamo sempre i fratelli Trevisan, però voi li avete visti poco. Alessandro e Massimo Trevisan sono i titolari. Buonasera. Sono i titolari di questo punto vendita di arredamento molto bello, esclusivisti della poltrona Frau. Eccolo qua, giusto? Tanto li ringraziamo perché il tema che affronteremo per 3 settimane, quindi venerdì e sabato, tutti i venerdì fino a Natale, dalle 17:45 avremo 40 minuti che presenteremo un autore e lo stesso il sabato mattina alle ore 10. Ora, a nome di Mestre Mia io vi do un ringraziamento veramente grande. Grazie a voi. E noi ringraziamo voi effettivamente. Perché hanno pensato, hanno deciso che è buona cosa dare un contributo a Mestre e Mestre quindi penso ringrazieranno perché è un format molto bello, simpatico. Adesso parliamo anche di Natale, per cui ci saranno le luci, ma soprattutto dopo avremo Annalisa Bruni e l'ospite di oggi che è la Tiveron, non mi ricordo il nome. Elisabetta Tiveron, mi perdonerete, con Natale a Venezia, per cui il libro che presenteranno è proprio in tema con il Natale. Facciamo un velocissimo tour per vedere. Prego, dove siamo? Allora, vuoi descriverci tu qualcosa? Allora, intanto c'è quell'angolo lì, che è quello della vetrina che dà in Corso del Popolo, giusto? Giusto. Questa è una bellissima poltrona Frau, palline, colori, cosa dite? Diciamo che noi presentiamo appunto, oltre a poltrona Frau, tante altre marche, tanti bei prodotti e sicuramente tutti i prodotti selezionati che hanno un buon design di livello e ovviamente con prodotti che possono spaziare dal prodotto sicuramente più importante, esclusivo e così via, come anche il prodotto un po' più da tutti i giorni, diciamo, ecco. Però sempre mi fai fare un piccolo appunto. Questo è il pezzo forte però, ragazzi, guardate che meraviglia. Da oltre 90 anni ormai. Questa è la Vanity Fair, ovvero quello che vedete anche nel catalogo. Questo è il must. Questa poi è anche la nuova versione uscita proprio da pochi mesi, si chiama Vanity Fair XC ed è una versione un po' più larga, un po' più grande della classica Vanity. Della tradizionale. Della tradizionale e diciamo un po' forse rinnovata anche dal punto di vista delle esigenze. È stato fatto proprio un piccolo restyling nelle proporzioni, nelle dimensioni del prodotto. Volevo dire, guardate se il nostro regista vi inquadra fuori, che spettacolo, luci, passaggio, siamo in Corso del Popolo ed è, andiamo a fare un piccolo tour fuori, venite. Guardiamo anche la vetrina. Allora, abbiamo la vetrina dove ci potrete vedere all'opera, poi con Annalisa Bruni ed Elisabetta Tiveron, eccole, loro sono già pronte e tra poco andiamo a raggiungerle. Esatto, perché qui tira vento e anche freddo. Via. Accomodatevi. Allora, a parte tutto, a parte gli scherzi, a parte la gioia del Natale, il nostro ringraziamento è sempre vivo e avremo 3 settimane intense perché ci vedremo 2 giorni consecutivi. Sì, certo, con piacere. Spero, grazie, e anzi ne sono convinto. No, ma anche perché l'iniziativa merita, ne vale la pena, è un qualcosa sicuramente da tenere ben presente, anche appunto per gli amici che magari seguiranno da casa. Esatto. E poi anche da parte nostra, mai come in questo momento, in questo periodo molto particolare del nostro paese, effettivamente siamo felicissimi di dare il nostro piccolo contributo per cercare anche un po' di rilanciare la città. Sì. Io penso che ultimamente le dinamiche siano cambiate, sinceramente. Fuori discussione. E oggi bisogna attivarsi anche con delle idee nuove, diverse.
No, ma diciamo che è anche importante così cercare di star su col morale, se vogliamo usare il termine vecchio, perché effettivamente se cominciamo ad abbatterci sempre di più e così via, si entra in una spirale che Esatto, ed è contagioso. diventa difficile poi gestire, e invece così si cerca con le luci, con le lampade, con l'albero, con il sorriso, con queste piccole cose di, insomma, bene o male, Permettimi di aggiungere, dare fiducia. è come tornare un po' bambini. Sì, Vero? esatto, è vero. E serve appunto questa così, positività Esatto. per andare avanti, insomma, nel miglior modo Infatti, possibile. come vedete, sotto l'albero sono stati messi dei finti regali per rendere un po' l'idea della festa. Per incuriosire. Allora, io direi che potremmo accomodarci così e le signore possono cominciare. Grazie Grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi, Alessandro, grazie di tutto. E veramente. buona intervista e buon lavoro. Grazie. Buonasera Annalisa, buonasera Elisabetta. Buonasera, Noi grazie siamo pronte. per essere venute, grazie a te Annalisa. Grazie a voi, grazie a voi. Elisabetta. Dello spazio. Si sente? Perché con queste mascherine si sente bene? Ok, perfetto. Allora, buonasera, bentrovati. Con Libri sotto l'albero noi ci siamo lasciati un anno fa, più o meno in questi giorni. Nessuno immaginava che ci saremmo ritrovati quest'anno così, con le mascherine, insomma in questa situazione veramente surreale. Però ci siamo, abbiamo voluto continuare questa nostra piccola tradizione, questo appuntamento con voi per suggerire libri, autori per i vostri regali di Natale. Questa sera il primo incontro è dedicato ad un'antologia. Ho qui una delle curatrici, Elisabetta Tiveron, che saluto, che ringrazio di aver accolto il mio invito, e ha curato questo libro molto bello davvero, Natale a Venezia, insieme a Caterina Schiavon, una veneziana che vive a Torino e che ora ci sta seguendo in diretta. Spero che sia riuscita a collegarsi. Allora, delle due curatrici in ordine alfabetico, mi perdonerà Elisabetta, vi leggo le note biografiche che hanno scritto di se stesse, così non sbaglio, ho pensato, però poi aggiungerò delle cose per Elisabetta che è qui con noi. Allora, come dicevo, Caterina Schiavon è nata a Venezia, vive a Torino da molti anni. Come socio-semiologa si occupa di marketing, comunicazione, ricerche di opinione e formazione. È autrice di saggi e racconti e per Neos Edizioni, che è la casa editrice che ha pubblicato questa antologia, cura la pubblicazione di raccolte antologiche. Veniamo a Elisabetta, che di sé scrive, in terza persona naturalmente, come si usa. Elisabetta Tiveron si sente veneziana, di tutta la città, di terra e di acqua. Laureata in storia contemporanea, opera nel settore editoriale come autrice, curatrice e comunicatrice. Da anni si occupa anche di cibo, elemento che permea un'importante porzione della sua produzione editoriale, e aggiungo io, è un'ottima cuoca, fa delle cose meravigliose. Ha pubblicato una quindicina di libri, collabora con associazioni, istituzioni pubbliche e private, aziende. Per conoscerla di più c'è un sito, www.elisabettativeron.com, è anche facile da ricordare. Allora, della sua vasta produzione, oltre a questa antologia di cui parleremo nel dettaglio, io ho portato altre 3 antologie, tutte pubblicate con Helvetia editore. La prima, in ordine di tempo, è Porto Marghera, 100 anni di storie, dal 1917 al 2017, quindi pubblicata 3 anni fa. Poi da Porto Marghera si è passati a Venezia, con La Venezia che vorrei, parole pratiche per una città felice, tutti curati con Cristiano Dorigo, e anche questo il terzo. Quindi la costante è Helvetia Edizioni, curatela insieme a Cristiano Dorigo, lettere da Nord-Est. Quindi da questo si può già capire l'interesse che Elisabetta ha per il territorio, per la sua città, per il comune esteso anche alla terraferma di Venezia. Allora, questa è un'antologia che diciamo è partita da una sfida, secondo me molto forte, cioè mettere insieme 2 ambiti che correvano, scusate che silenzio il telefono,
che correvano il rischio della retorica, del volemose bene, del luogo comune, perché Venezia, una città narrata da grandissimi autori, quindi è molto difficile confrontarsi con il pregresso narrativo, e in più, come se non bastasse, il Natale, che è il momento dell'anno, no, più emotivo, più ricco di ricordi, di situazioni evocative, che insomma era facile cadere e scadere nel volevo sebbene, cosa che non è assolutamente successa in questa antologia. Ma prima di affrontare nel dettaglio i racconti, le tematiche che sono emerse, le atmosfere, io volevo fare una prima domanda ad Elisabetta. Allora, nelle raccolte precedenti c'erano molti autori veneziani, moltissimi autori veneziani, ne cito alcuni: Ferrucci, Scarpa, Anna Toscano, Tiziana Plebani, eccetera. Magari persone che non sono nate a Venezia ma che da molti anni vivono a Venezia. Stranamente in questa raccolta ci sono molti mestrini, visto che poi questa è mestrini che magari sono emigrati in Florida, come Petener, Emanuele Petener, oppure mestrini che magari sono nati a Venezia ma poi sono stati portati piccolissimi come me e come altri a Mestre, e mi sono chiesta appunto, che è il primo passo quando si cura un'antologia: si devono scegliere gli autori che partecipano a questo libro, no? Che quindi si invitano a produrre un racconto originale. Come hai scelto gli autori? Come mai hai abbandonato la venezianità e sei approdata anche a Padova con la Boccaletto, ad altre zone sempre diciamo a noi vicine ma che non sono proprio lagunari? Io ho pensato a questo, che è un po' il presupposto da cui parto sempre io per raccontare qualcosa: guardare le cose da lontano, cioè trovare la giusta distanza nell'argomento che si vuole affrontare, per essere il più possibile obiettivi, oggettivi, o quantomeno non cadere nei rischi appunto della retorica, della banalità. Però questo è il mio punto di partenza della narrativa. Tu invece come hai scelto gli autori? Dopo li citiamo tutti, certo. Li citiamo. Sono 16. Assolutamente. Grazie. No, in realtà non è andata proprio così. Allora, nei primi 2, perché poi Lettere da Nord-Est esula perché vede il contributo di autrici e autori che vivono nelle 3 regioni, quindi Veneto, Friuli Venezia Giulia, e nelle 2 province autonome di Bolzano e Trento. Per gli altri 2 in realtà è stata abbastanza casuale, nel senso che Cristiano e io non siamo andati a vedere dove gli autori che abbiamo coinvolto abitassero, cioè si abitassero di qua o di là del Ponte della Libertà. Quindi è vero, tu hai citato alcune autrici, alcuni autori che vivono di là del Ponte della Libertà, però ti potrei citare altrettanti che stanno nei 2 libri dedicati a Porto Marghera e a Venezia, che abitano da questa parte, quindi la richiesta di contributo, la scelta delle voci non è stata fatta, ecco, guardando lo stradario. Per quanto riguarda Natale a Venezia è andato anche lì un po' diversamente in questo caso, però non così tanto dai libri precedenti, perché anche in questo caso quelle che noi interessavano erano le voci. Dopodiché va detto che inizialmente la curatella era stata presa da Caterina, che mi ha coinvolta poi a distanza di qualche tempo, perché lei, non vivendo da molti anni a Venezia, aveva in realtà pochi contatti. Lei ha molti contatti col mondo editoriale, però forse più quello torinese, cioè della città in cui vive da molto tempo, da tanti anni. Quindi lei aveva contattato alcuni autori, però poi diciamo che aveva bisogno di una mano a costruire una squadra, e gli autori e le autrici che io ho, a cui poi io mi sono rivolta, io li ho interpellati perché mi piace il rapporto che hanno con la città. Sono comunque autrici e autori che vivono nel comune di Venezia,
o che hanno o che sono nati o vivevano qui ma se ne sono andati e che quindi mantengono comunque un rapporto con la città, un grande amore per la città e sicuramente ne avrebbero scritto bene, o come nel caso di citavi Francesca Boccaletto, che vive comunque non lontano da qui, perché comunque lei vive tra Padova e il Lago di Garda adesso, ma ha un amore immenso per Venezia e quindi è stato uno dei primi nomi a cui ho pensato. Quindi persone che scrivono bene, che la città la conoscono bene perché comunque ci sono nati, ci sono cresciuti o con cui hanno un rapporto comunque molto stretto. Grazie, bene. Allora, li citiamo. Allora, c'è una prefazione tua al volume e so che poi dovrebbe arrivare anche una postfazione in una seconda edizione di Caterina Schiavon, quindi arriverà anche quella. E gli autori sono elencati in ordine rigorosamente alfabetico. Quindi Philippe Apathy, che è un personaggio molto poliedrico perché è un fotografo, è anche scrittore, insomma, e sta facendo dei bellissimi book trailer di questo volume che trovate su Facebook nella sua pagina, ma anche sulla pagina di Elisabetta Baldisserotto, che avremo qui domani con la sua ultima produzione. Francesca Boccaletto l'ho già citata, poi ci sono io con un pezzettino, Michele Catozzi, che è un mestrino che però vive a Pesaro e che però ha scritto già 3 romanzi gialli con un commissario venezianissimo, quindi insomma di Venezia ne scrive e ne sa. Marco Crestani, che è fondamentalmente uno storico, diciamo, sì. E quindi anche il suo racconto poi ci dirà Elisabetta ha questa, diciamo, vena. Cristina Gregori, Moreno Ebling, che è forse il più giovane? È il più giovane. Marilia Mazzeo, che è di Ravenna ma vive a Venezia quasi da sempre. Emanuele Pettener l'abbiamo citato, Caterina Schiavon l'abbiamo già nominata, Silvia Soliani, che io conosco poco ma poi tu ci parlerai di più, poi c'è il racconto di Elisabetta, Teodora Trevisan, di cui appunto parlerai anche tu perché ci sono alcuni autori che io non conosco, Simone Viaro, che è un altro giovane, sì. Questa è bella questa cosa, che è un operatore sanitario ma scrive benissimo, a me è piaciuto molto il suo racconto, e Stefano Zanchetta, un musicista. Allora vediamo che non ci sono solo scrittori, ma ci sono comunicatori, semiologi come la Schiavon, ci sono musicisti, ci sono artisti, quindi c'è un parterre molto variegato, corale, e non a caso l'ultimo racconto che chiude l'antologia è un racconto che ha all'interno una situazione musicale polifonica, che proprio chiude magnificamente. Io quando l'ho letto, quando mi è arrivato il libro, ho detto guarda che bella chiusura, fatalità, il cognome è con la Z, arriva alla fine, sembra quasi fatto apposta. Quindi è veramente un'architettura perfetta. Vuoi dirci qualcosa? Spontanea. Sì, no, non dico casuale, fatalità. Si è venuta a creare. La vita è anche così, no? Il caso molto spesso non è un caso, quindi. No, infatti. Ecco, se vuoi appunto. No, allora. Ti serve il libro? Giusto è un'abitudine, più che altro quella di tenere il libro tra le mani. No, questa effettivamente ormai ci siamo resi conto che succede qualcosa nel momento in cui costruisci, perché comunque è un lavoro di costruzione quello delle antologie, quando stai costruendo l'antologia ti rendi conto di quanti pezzi vadano a posto da soli senza che tu l'abbia programmato prima. È successo con le 3 antologie, diciamo quelle territoriali, tra virgolette, ed è successo anche con questo, perché per i temi che sono emersi, perché noi non avevamo dato un tema se non quello di Natale a Venezia, e invece ci sono dei trade union, ci sono dei temi che tornano tra un racconto e l'altro, e anche questa cosa che è assolutamente casuale
della bella coincidenza appunto di questo racconto che chiude, ma perché io d'abitudine ordino poi gli interventi in ordine alfabetico, quindi così non si fa torto a nessuno. Esatto, la coincidenza di avere due, tra l'altro in apertura e in chiusura, due racconti che hanno una loro vena un po' gotica, un po' misteriosa, un po' misteriosa, sì, un po' tutti e due, per cui sono due racconti che per certi versi si incontrano, e il fatto che quello che chiude ha per protagonisti cioè il personaggio protagonista e una corale, cioè un pezzo musicale che è una corale. E quindi non ci poteva essere chiusura migliore, insomma. Infatti, di un racconto, di una raccolta che è corale. Sì. Ecco, un'altra cosa molto interessante di questa antologia è l'atmosfera che ne viene fuori, no? Perché senza esserci messi d'accordo, questo non è un libro triste, lo dico subito, però non indulge a quell'atmosfera volutamente allegra, volutamente gioiosa che si collega al Natale e che viene sempre esplicitata, dalla pubblicità, dalla pubblicità. Perché il Natale è il momento anche in cui ci si può ritrovare soli, in cui si può avere nostalgia del passato o si può avere timore del futuro. È un momento in cui spesso si fanno i conti con se stessi, con le nostre persone care. È un momento che può diventare anche conflittuale, che si può superare, chiaramente, ma con il quale si fanno i conti. E tu lo dici molto bene, ho segnato lì quel pezzettino finale della tua prefazione, se vuoi leggerlo, perché io trovo che questo sia un modo molto onesto, molto sincero, molto vero di raccontare il Natale. Ecco, secondo me, io non credo che succederà, ma chi in questo libro volesse trovare il Natale da carosello, da pubblicità, rimarrà deluso, perché questo è un Natale profondamente raccontato, analizzato e vissuto, e questa è la cosa molto bella di questa antologia, che ha superato qualsiasi rischio. È reale. Poi, è reale. Anche nella surrealità poi di alcuni, sì, di alcuni racconti, ma c'è la realtà. La realtà è che Natale non è per forza un momento spensierato, spensierato. Esatto. In questo momento più che mai ce ne rendiamo conto, ma è così sempre in realtà. Ed è sicuramente uno di quei momenti dell'anno in cui ci ritroviamo a fare il punto, a fare i conti con noi stessi, con gli altri, con le relazioni, ma innanzitutto quella con noi stessi. È il momento in cui si fanno appunto si fanno un po' i conti, bilanci, si fanno bilanci, e questo c'è nel libro. Non avevamo messo in preventivo, nel senso che non avevamo messo in preventivo niente se non di fare un bel libro, però è emerso questo, e ha un profondo legame proprio con la realtà, con la quotidianità, certo, di tutti noi. E anche con la città, chiaramente, perché Venezia emerge nelle sue problematiche, anche nel suo fascino, nella sua meraviglia, nella sua bellezza, però anche nelle sue tematiche più complesse, che in questo momento sono venute fuori alla grande, per esempio nel racconto di Marilia Mazzeo, che tratta l'esperienza natalizia di una donna che ha un bed and breakfast e che si trova dei turisti ignoranti, pretenziosi, che la tormentano proprio durante la vigilia di Natale con richieste assurde e che della città sembrano non interessarsi minimamente, cioè chiedono delle cose incredibili rimanendo chiusi in questa stanza senza essere interessati a quello che c'è fuori. Questo è molto molto interessante. Vuoi parlare di qualche altra tematica, di altri racconti? Perché ce ne sono che scivolano da uno all'altro. Sì, uno dei tratti che emerge forte è quello della riflessione. Io l'ho scritto anche nella prefazione, perché è stata la cosa che mi ha
forse l'elemento che mi ha colpita di più, una volta letti tutti i racconti, c'è una costante nota riflessiva. E questo per me è stato un'illuminazione, nel senso che trovarmi di fronte a una serie di racconti in cui la nota riflessiva, cioè la nota che include il ricordo, che include appunto il fare i conti con se stessi, il fare bilanci, il trovarsi a dover riflettere su situazioni poco piacevoli. Tu citavi quella che Marilia descrive, che è la difficoltà, appunto, il difficile a volte incontro tra il veneziano costretto a lavorare in quel momento e il turista che non si rende conto del luogo in cui sta, perché ha esigenze o comunque sta in un suo, come dire, pianeta mentale completamente diverso, alla riflessione sullo spaesamento, perché è anche spaesamento quello che racconta Moreno nel suo racconto, Moreno Ebling, di questi giovani studenti giapponesi che si trovano a vivere una festa che loro non conoscono di fatto, se non vista da fuori, o la riflessione anche sul fine vita che fa Simone Viaro nel suo di racconto, che è anche molto autobiografico rispetto al suo lavoro di operatore sanitario in ospedale. Ma la cosa che mi è piaciuta è che questa riflessione avviene nella città che riflette per eccellenza, perché Venezia è una città di riflessione fisica, no? Con l'acqua. Perché l'acqua riflette, cioè Venezia è la città che ti riflette, che si riflette continuamente, e quindi questa doppia riflessione, che è quella interiore e che è quella a cui la città proprio fisicamente ti costringe continuamente, io l'ho trovata proprio la chiave poi di tutta l'antologia. Sì, poi c'è anche il tema del viaggio, perché ci sono due racconti che comunque hanno a che fare con un viaggio in treno, perché il Natale, quest'anno no, ma il Natale in genere è anche il momento in cui si ritorna, no? Per chi è lontano dalla famiglia torna, oppure aspetta il ritorno di persone che non vivono più vicine, e quindi per esempio il tuo e un altro, e quello di Silvia, ecco, hanno un ambiente il treno. Poi i Natali, chi di noi non ricorda un Natale scintillante come quello che racconta Caterina Schiavon, che parte dal presupposto del tema, no? Come hai trascorso il tuo Natale? Una volta tornati a scuola, per scontare le vacanze che avevamo fatto, la maestra e i professori, soprattutto alle elementari e alle medie, ci costringevano a raccontare come avevamo trascorso il Natale. E nel suo racconto è godibilissimo, dove c'è un bel uso del veneziano, del dialetto, i ricordi di questa famiglia molto complessa, con tante zie, molto, molto divertente e molto evocativo. E poi chi non ha vissuto momenti di lutto oppure di abbandono prima di Natale ha vissuto un Natale triste, che però poi porta un riscatto, porta una rinascita, porta un ricominciare, come quello di Elisabetta Baldisserotto, Marina, che parla dell'elaborazione di un lutto molto grave, oppure quello di Boccaletto, della Francesca, perché questa protagonista viene lasciata dal moroso proprio prima del pranzo di Natale. Quindi insomma queste cose possono essere successe, no? Noi ci possiamo riconoscere in queste situazioni, quindi il Natale è molto complesso, molto variegato, è molto ricco di implicazioni, di ricordi, molto evocativi, che questo libro, pur non poderoso dal punto di vista delle pagine, riassume in sé. Quindi l'ho trovato molto centrato rispetto a quello che io mi aspettavo, e è una scommessa vinta rispetto al rischio che io temevo, ecco, quindi, perché anch'io quando ho dovuto cominciare a scrivere mi sono messa un po' in crisi, quindi ho preso subito le distanze e l'ho pensato da lontano, come faccio spesso.
Ecco, che dire, vuoi leggere qualche cosa? È difficile perché i racconti sono tanti e quindi sceglierne uno rispetto agli altri. No, si rischia di fare un torto a qualcuno, però. Io spero di averli citati tutti. No, volevo che tu leggessi quel pezzettino che ho, c'è come una pecetta della tua prefazione, se posso. Ho Leggi messo tu. Com'è? Leggi tu. Leggo io? Ma sei tu l'autrice? Ma preferisco. Vabbè, prendiamo a distanza. Ti distacco con le Prendiamo cose a che distanza scrivi. anche da qua. E così, sì, così magari poi... No, io non sono una grande lettrice, mi devo allenare molto prima. Ah, ok, dovevamo metterci d'accordo. Allora, proprio questa è la chiusura della sua prefazione. Poi sono molto curiosa di leggere anche la postfazione di Caterina Schiavon che arriverà nella seconda edizione. Questa antologia, in maniera non premeditata ma forse predestinata, scava a suo modo fino alle radici del Natale, alla pre-cristianità, poi questa me la spieghi. Scava e porta a galla il sentire, anche il lato oscuro, misterioso, insondabile. Natale convenziona il passaggio dalle tenebre alla luce. E che cosa ci raccontano le autrici e gli autori di questi scritti, se non le due facce della medaglia? La luminosità della festa, ma anche le sue ombre, la non necessità di dover per forza festeggiare, ma anche la volontà di ritrovarsi e di sorridere, nonostante talvolta gli eventi funesti ci costringano all'angolo. Ci raccontano di lontananze e prossimità, di piccoli gesti che diventano regali immensi, inestimabili, di Natali distopici eppure possibili, concepibili, della festa vista con gli occhi di chi appartiene ad altri mondi. Se riletto in questa chiave, il Natale alla veneziana di questo libro, nel dare spazio anche alle sensazioni sinistre, al gusto gotico, a personaggi bizzarri, al nero delle notti lagunari, a voci che giungono da spazi invisibili, non risulta poi così strano, non va fuori tema, ma punta anzi dritto alle origini. Buona lettura, buone riflessioni e naturalmente buon Natale. Quindi questo è l'augurio della nostra co-curatrice. C'è da dire anche che questo libro, questa antologia, giunge in coda per il momento ad altre antologie che sempre Neos Edizioni ha curato e che sono cominciate con Natale a Torino, visto che Neos è una casa editrice torinese e già sono uscite 9, mi pare, edizioni di Natale a Torino. La prima generica, e poi hanno trovato all'interno di questo tema anche dei filoni, non so, il cibo oppure altre sottotematiche che hanno arricchito ancora di più la proposta narrativa. Poi c'è anche Milano, Genova, mi sembra, e basta, e Venezia adesso. E io mi chiedevo, Elisabetta, e se si pensasse a un Natale a Mestre? Potrebbe essere un'idea secondo te? Beh, in realtà lo puoi fare ovunque. No, beh, certo, poi si potrebbe pensare di avere le un'antologia. voci che ne parlino, ma è chiaramente un tema che può essere così spalmato dappertutto. Beh, lasciamo questa idea magari a qualche editore locale se ha voglia di pensarci per l'anno prossimo, un Natale a Mestre. Ecco, sì, ma volevo che tu mi approfondissi un po' questa cosa della precristianità, mi sembra molto interessante. Beh, è un po' quello che poi dico che viene dopo. Il Natale inteso in senso cristiano, religioso, va ad aggiungersi ad altre feste che comunque sono state celebrate, venivano celebrate in questo, visto che ci si avvicina al momento dell'anno, ma è quello che l'uomo ha fatto, non è stato altro che rendersi conto del momento in cui, cioè la consapevolezza di questo momento così particolare dell'anno in cui hai il massimo del buio, quindi la notte più profonda, ma anche quindi quella in cui tu devi portare luce, ma anche l'inizio del ritorno della luce. Ed è anche la nascita. Esatto, quindi la rinascita della luce. Cioè, è questo che l'uomo ha sempre celebrato in questo momento dell'anno.
ed è quello quindi che è la modalità che dovrebbe essere tenuta in considerazione, cioè che non c'è solo la luce, che la luce è lì, ma perché deve rischiarare delle tenebre che ci sono. E quello che emerge, ci sono in questo periodo, esatto, poi stiamo vivendo. E quello che emerge da questo libro è questo, che non c'è soltanto la luce, abbiamo bisogno della luce, però non vuol dire che la notte buia e tenebrosa non ci sia, con tutto quello che nasconde. E Snoopy lo sapeva molto bene, Snoopy lo sapeva molto bene. Era un incipit clamoroso. E in questo libro c'è. Benissimo, benissimo. C'è qualcos'altro che vorresti dire che magari non ti ho chiesto? No, allora, una cosa importante di questo libro, e vale anche per le altre raccolte di Neos, che non è vietato acquistare anche se non siamo a Torino, a Milano, a Genova, ma sono delle raccolte assolutamente godibili e leggibili anche fuori dalle loro città. Allora lo trovate indicato all'interno del libro e noi ci teniamo sempre a ricordarlo, che i diritti d'autore di queste collane vengono devoluti all'associazione International Help e vanno a sostegno di attività umanitarie, quindi l'acquisto del libro, oltre che essere, insomma, farsi e fare un regalo e regalarsi e regalare una bella lettura, è anche dare un contributo ad un'attività meritoria, ad un'azione assolutamente meritoria, e quindi insomma è un motivo in più per acquistare il libro, per regalare il libro. Sì, bisogna dire che gli autori sono stati molto felici di rinunciare ai propri diritti proprio per aiutare questa associazione in questo momento più che mai. A Mestre lo trovate alla libreria Il Giralibri, che è una nuova libreria in via Carducci numero 68, gestita da un giovane libraio molto intraprendente, Jacopo Bressan, quindi lo trovate lì, ma arriverà anche in altre librerie. Adesso so che l'ha ordinato la Feltrinelli. Allora, si trova già sicuramente al Giralibri e alla libreria Heimat in piazza Marghera, sì. E a Venezia sicuramente all'Einaudi, che dovrebbe avere già ricevuto le copie. E poi le altre librerie comunque lo stanno ordinando dal distributore, e per cui sì, so che da Feltrinelli stavano arrivando le copie, e penso anche le altre. Anche perché bisogna dire che è proprio appena uscito, sì, è uscito da pochissimi giorni, quindi insomma certo, ci vuole un po' il suo tempo. I tempi della distribuzione non sono rapidissimi, insomma lo sappiamo che ci vuole un po' di tempo perché la cosa inizia a girare, per cui occorrono sempre quella settimana, 10 giorni almeno, perché la distribuzione i grani, giri. Però sì, prima di Natale sicuramente lo trovate. E comunque è ordinabile in qualsiasi libreria. Sì, e poi anche attraverso internet ovviamente, certo, nei vari siti, BS, eccetera. Potremmo salutarci qui, Elisabetta? C'è qualcos'altro che vorresti dire? Domande che non ti ho fatto? Una cosa che non ho detto è che, essendo lei appunto una cuoca e una amante della cucina, il suo racconto parla di profumi. No, di odori, di profumi. C'è anche del cibo inevitabilmente. E quindi insomma tutto torna, no? Ci sono moltissimi aspetti insomma nelle narrazioni di questo libro, sì, quindi sono certa che vi piacerà. Un'altra cosa volevo dire, sì, domani alle 10 ci troviamo di nuovo qui. Questo era perché ci siamo sdoppiati, abbiamo moltiplicato, raddoppiato la nostra proposta quest'anno, quindi il venerdì c'è l'incontro con l'autore. Il programma lo trovate sulla pagina di Mestre Mia, e il sabato invece alla mattina dalle 10, lo stesso per un 40 minuti più o meno così, ho invitato delle librerie. Domani avremo la libreria Ubik che fa delle proposte di acquisti per Natale, e la scrittrice Elisabetta Badisselotto che si presenta in una veste insolita di storica, non di narratrice, perché ha pubblicato un saggio storico di cui parleremo domani. Mi sono dimenticato una cosa. Cosa? E mi pento di non averlo detto prima.
perché questo libro ha una copertina bellissima, Ah, sì, è adesso vero. la metto in primo piano, È vero. ha una copertina bellissima che è stata realizzata da Lucio Schiavon e che rende perfettamente proprio lo spirito del libro. C'è questo Babbo Natale di cui noi non possiamo cogliere l'espressione perché è di spalle, che voga la Vaesana in San Doetto. Con questo, io immagino, con una espressione riflessiva verso la città, ma chissà in realtà che sguardo avrà Babbo Natale, ma la copertina è bellissima. E forse Lucio Quindi Schiavone. un ringraziamento ulteriore, perché l'abbiamo già ringraziato tantissimo, ma a Lucio. Certo, è vero. Forse Lucio Schiavone non aveva letto i racconti e non sapeva che nel racconto di Catozzi c'è una banda di Babbi Natale, Esatto, che va a svaligiare i bancomat della città travestita da Babbo Natale, che fa impazzire il nostro commissario Aldani. Quindi io quando l'ho vista ho detto: ah, guarda! No, il Lucio ha commissario- ricevuto indicazioni man mano che leggevo i racconti, quindi perché poi lui non aveva il tempo di leggerli, perché è molto, molto preso fortunatamente dal lavoro, e quindi ha seguito le indicazioni che io gli fornivo e devo dire che È venuto fuori questo, insomma, si è sì. connesso mentalmente con Catozzi. Bene, allora noi ci possiamo salutare qua, vi do appuntamento a domani, grazie di averci seguito. Beh sì, dai, con i tempi siamo giusti, non abbiamo insomma abusato troppo della vostra pazienza. Grazie Elisabetta Grazie Piverò, Annalisa, un e saluto grazie a Maestria Caterina mia. Schiavon che ci guarda da Torino e niente, a domani allora, grazie.